Luciano, buonasera a tutti. Prima di entrare, come si dice in queste occasioni, nei migliori salotti più o meno televisivi, prima di entrare in medias res, mi piacerebbe ringraziare tutte le convenute e i convenuti, siete davvero tantissimi, e vi devo confessare da nuorese che l'emozione di Pasquale è un'emozione che condivido, che questo dice del straordinario affetto e la straordinaria stima che accompagna Paolo Berria, ma senza nulla togliere a Paolo dice molto di più. Dice di quale attenzione ci sia su certe questioni e su certi argomenti. E io di questo vorrei brevemente, se posso, anzi farò di tutto per essere breve, per dare poi la parola al collega e a Paolo, dirvi che curiosamente questa presentazione di Paolo della sua opera conosce, per quanto mi riguarda, due coincidenze che vi voglio raccontare. La prima riguarda l'Università di Sassari. Quando Paolo mi rende edotto di quest'opera e mi rivela il fatto che dopo quasi 30 anni di sistematica ricerca sul campo lui ha intenzione di portare alla luce, di pubblicare il suo vocabolario e di renderlo pubblico, mi invia il PDF. Proprio in quel momento a Sassari io stavo combattendo una battaglia, non a poco, una battaglia storica che chi mi conosce sa che io ricordo un po' come il generale Figliuolo ricordano le sue medaglie. Cioè dopo tanti anni siamo riusciti a istituire a Sassari, nella magistrale di lettere, un curriculum di lingue e cultura della Sardegna. Credetemi, è stata un'operazione ardimentosa, ma voi sapete di cosa sto parlando. L'Accademia italiana ha sempre con straordinaria difficoltà accettato il sistema linguistico letterario sardo. Questa è una grandissima questione che è legata all'offerta formativa, è legata al futuro delle nostre generazioni ed è, se mi permettete, legata anche alla formazione di gruppi dirigenti. Cioè questa è un'università italiana che ci forma su tutto tranne che sulla Sardegna. Questa è una battaglia che parte da lontano, per carità. Io sono stato un modesto interprete di una lotta, che parte certamente da lontano. Qua mi viene quasi facile parlare della seconda coincidenza, la riunione di oggi all'ISRE, lì dove non credo di rivelare niente di particolarmente così secretato. Con l'ISRE abbiamo deciso, invitati gli eredi di Enzo Espa, di acquisire il grande patrimonio e il fondo di Enzo Espa. Due coincidenze incredibili. E mentre parlavo di questo, poi ritorno all'Università di Sassari per ricollegarmi al vocabolario, io mi sono permesso, parlando di Enzo Espa, di parlare di un pantheon di intellettuali sardi che hanno concorso a costruire l'identità di questa terra. Madao, Spano, Rafa Garzia, Nurra, Pietro Casu, sono arrivati anche i tedeschi, no? A parlarci di dizionario, e Pitao, Massimo Pitao, un altro nuorese, e Enzo Espa, lo straordinario lavoro che hanno fatto, che non era solo un lavoro linguistico, e ci arriverò,
È stato un lavoro antropologico, è stato un lavoro artistico, demo-etno-antropologico, che ci diceva una cosa, che è esattamente la stessa logica che abbiamo utilizzato all'università. Il problema non è solo la lingua come codice che veicola tutti i codici di una cultura. Se vuoi capire la Sardegna parti dalla lingua, ma metti in gioco tutti i linguaggi. Io mi chiedo e chiedevo ai colleghi continentali e non solo, può uno studente sardo laurearsi in lettere, al 90% andare a insegnare nel territorio, lavorare nelle case editrici, fare i giornalisti e non conoscere i linguaggi che hanno plasmato l'identità di questo territorio? Può accadere questo? Che gruppi dirigenti costruiamo? Gruppi dirigenti che non conoscono il territorio e che rischiano di governare questo territorio nel modo in cui talvolta, purtroppo, senza polemica, governano questo territorio. Ma questo a cascata accade. E quindi io prendo il PDF, no? Ragiono col collega che era, guarda caso, Luigi Matt, l'allievo di 6 anni, uno dei più grandi storici della lingua italiana. E lui si stava preparando per una tesi sul Battaglia, un grande dizionario. E dico a Luigi, guarda, io sto guardando questo PDF, ti prego, ancorché tu non conosca il sardo, però da linguista dammi una valutazione. E Luigi rimane colpito. Ha detto, io non conosco il sardo, non conosco fin dove posso arrivare, però Dino, io penso, e tu lo sai, che questa è un'opera degna di alta considerazione. Contestualmente va da sé. Parlo con Simone che, ancorché insegna all'Università di Siena, mi sta accompagnando in questo viaggio e ci sta dando una mano per mettere su questo curriculum che ha avuto già un grande successo di lingua e di cultura della Sardegna. Lì dove noi prevediamo, oltre che la letteratura, la musica sarda, i linguaggi dell'arte, questo curriculum prevede dei laboratori di lingua e di lingue della Sardegna. Perché una delle grandi rivoluzioni, secondo me, è che non si parla più di lingua e cultura sarda, ma di lingue e di culture della Sardegna. Cioè Sassari è una realtà geolinguistica che si trova in una posizione incredibile. Ne parlavo con Antonello Mattone, ne parlavamo da poco, cioè tu hai il sassarese, tutta la parte di transizione che ti porta al gallurese, il gallurese è l'isola loglotta di Alghero e poi è il logudorese e i tanti nuoresi. Una realtà di plurilinguismo che ha concorso a costruire la migliore identità. Quindi quell'università non poteva che declinarsi in tutte le lingue della Sardegna. Quindi abbiamo un laboratorio di sardo, il laboratorio di gallurese, il laboratorio di sassarese e il laboratorio di algherese. Intanto mi dice Luigi, e parliamo, e così ne parlo anche con Simone, da un punto di vista quantitativo, l'impressionante mole di dati raccolti. No? Poi arriviamo, se ci riesco, al discorso dell'oralità e della scrittura e di come la realtà nuorese, e lui se ne fa interprete in maniera raffinata e intelligente, da uomo di cultura che conosce il canto e quindi l'oralità. La realtà nuorese è un'oralità la cui cultura si è trasmessa prevalentemente oralmente, è una cultura dell'orecchio, è la cultura dell'organizzazione uditiva dell'esperienza per nuorese. Come non costruisci un vocabolario solo con le fonti scritte? Non poteva essere. Non lo puoi costruire un vocabolario a Nuoro, ma non a Nuoro, nella Barbagia, insomma.
vedo qua tantissime persone che sono più avvertite di me, che hanno una grande esperienza. Voi sapete bene che questa è la terra dell'oralità primaria, è stata per secoli, dove noi abbiamo trasmesso oralmente la nostra cultura. È chiaro che Paolo capisce questo e sceglie la strada più difficile, però la strada migliore. Ecco perché scrivo per aspera ad astra. Lui capisce che non bastano solo gli altri vocabolari, le grammatiche, il testo modellizzante della letteratura. Anche questo è un tema a me caro che io vorrei ricordare. Non dimentichiamoci dell'alta valenza simbolica e modellizzante che hanno i linguaggi dell'arte e i linguaggi della poesia. Io a volte lo dico agli studenti durante le lezioni di linguistica italiana, io adesso con voi sto parlando una lingua che un tempo è stata di un grande poeta, Dante Alighieri. Molte volte questo si dimentica, ma ti dice che il linguaggio poetico, Dante, costruendo quella meravigliosa cattedrale gotica che è stata la commedia, ha creato un meraviglioso modello linguistico che ci ha plasmato e ha fatto la lingua italiana. Certo, poi c'è il monolinguismo petrarchesco, arriva la lingua boccacciana, insomma, cosa ha fatto il Bello, è storia che sapete tutti. Da noi c'era un discorso di oralità. Quindi Paolo cosa ha fatto? Ha ascoltato i nativi, i vecchi nativi, è ritornato alla fonte e con grande pazienza e vi devo dire con straordinaria umiltà, che solo i grandi hanno, ricerca e ricostruisce questo udito, questo tessuto linguistico. Questo tessuto linguistico che è un tessuto linguistico che non è solo uno strumento comunicativo. Scusate se sono così lezioso, ma io qui vorrei ritornare sulla questione. La lingua è cultura, la lingua è cosmovisione, la lingua è identità. Vedete, la grande rivoluzione novecentesca, che è stata la rivoluzione linguistica, prima di tutto, Ferdinando e Saussure, estetica, almeno da Picasso in poi, e antropologica, ci ha sostanzialmente insegnato che il mondo, l'oggetto mondo, si dà sempre per un soggetto conoscente che lo intenziona. Quel per sono i linguaggi. La mediazione tra l'io e il mondo avviene sempre tramite i linguaggi, cioè attraverso il discorso del mondo, cioè attraverso la cultura. È la cultura che dà senso al mondo, perché il mondo, prima di essere nominato, interpretato, non è che il caos. Quindi, da questo punto di vista, come dire, il discorso del mondo, scrive Segre, il mondo prima di essere nominato, descritto e interpretato non è che il caos, e il senso del mondo è il nostro discorso del mondo, cioè volontà e rappresentazione. Il mondo è come te lo rappresenti, ma il discorso del mondo non lo puoi escludere dalla langue, avrebbe detto Ferdinando e Saussure, cioè dalla lingua, dall'insieme di atti di parole, di parlanti. La lingua è un'astrazione. La lingua realmente è come la parli tu, come la parla lui. È l'insieme di atti di parole, il modo con il quale noi ci misuriamo con quel codice, è il modo con il quale noi ci rappresentiamo quel mondo. Quindi la lingua non è un mero strumento tecnico della comunicazione, ma è una condizione dell'essere e dell'esistere. Heidegger diceva che la lingua è la casa dell'essere, non lo diceva così. Stiamo parlando di un filosofo, non solo di un linguista. Qui rientrano tutte le questioni anche della filosofia del linguaggio.
cioè capace nel selezionare e categorizzare l'esperienza di suscitare emozioni e determinare universi psichici. Come la possiamo spiegare questo? Io cerco a un certo punto non a caso, la mia prefazione di ricordare ciò che scrisse Michelangelo Pira. Su significato della parola caddo non è su caddo, ma è se esperienza chi somine ha decurso animale. Guardate, questo è fondamentale. Se tu a un bambino di orgosolo o di nuovo, a seconda dei casi gli dici su asu o su caso, non è la stessa cosa che tu dica parmigiano reggiano. No, c'è un rapporto tra significante e significato che evoca il mondo. Se tu a bambino di orgosolo di su asu, il suono, il significante, qui c'è tutta la psicologia del linguaggio, lo rimanda al suo mondo, alla campagna, ai profumi, agli odori, ai rapporti con gli amici, al paesaggio. Ecco perché la lingua è cosmovisione, suscita universi psichici. Ecco perché, come diceva Luciano prima, qui siamo di fronte, come dire, a un'opera che non è solo un vocabolario, così, una raccolta di parole. La storia di una comunità, la storia di una comunità è la storia della sua lingua, e la storia di una lingua è la storia delle sue parole, cioè di un modo di rappresentarsi e descriversi il mondo.